Il derby siciliano del girone A del campionato di Serie A2 lo vince in trasferta con merito la Sigel di Marsala. La squadra del coach Davide Del Mati si impone infatti al Palamongada di Porto Empedocle 3-7-1 sulla SEAP Dalli Cardillo Aragona, grazie a una superlativa prestazione dell'americano Kewa a segno 30 volte, in doppia cifra anche Panucci, Pistolesi e Caserta. Alla SEAP Dalli Cardillo Aragona non è bastata la buona prova della montenegrina Zakovic, 24 punti, emozionante con finali di set sempre combattuti e incerti. I parziali questi: il primo set 22-25, il secondo 21-25, terzo 25-23, quarto 22-25. Deluso il presidente Nino Di Giacomo. Beh, guarda, il Marsala è una squadra che da 6 anni che è in Serie A. Ha una bella intelaiatura di squadra, delle giovani interessanti. Noi purtroppo oggi abbiamo fallito in tanti settori, però ce la siamo giocata fino all'ultimo. Mi auguro che ne facciano tesoro di questa sconfitta per il proseguo, perché quest'anno il campionato è un campionato molto tosto. Siamo in un girone di ferro e sarà un'impresa salvarci. Oggi esordio al Palamongada, com'è? Bellissimo, guarda, l'unica nota positiva è l'esordio al Palamongada. Coach, una vittoria importante, il derby del Marsala, una vittoria fondamentale, 3 punti meritati. Sì, sono molto contento perché più che altro è un po' continuare quello che abbiamo fatto nella prima di campionato, quindi in questo inizio trovare continuità e fiducia nelle partite, al di là che sia un derby, che sicuramente è qualcosa in più, però in questo momento è molto importante avere continuità nel gioco una partita via l'altra, e oggi siamo riusciti, anche se abbiamo avuto qualche calo, anche perché Aragona a un certo punto ha giocato molto bene, secondo me ci ha messo in grossa difficoltà con muro difesa, siamo riusciti ad avere un po' un proseguo da quello che avevamo fatto settimana scorsa in corsa in casa, quindi sono molto contento. Avete avvertito un calo nel terzo set? Forse pensavate già di avere la partita in pugno? No, io non credo che Aragona sia veramente salita lì con la battuta e anche col muro difesa. Abbiamo fatto fatica ad andare per terra e abbiamo fatto anche c'è avuto un po' la volontà di non sbagliare, però rallentando un po' troppo magari i colpi, e siamo fatti recuperare, peccato. Poi però devo dire che nel quarto è stata una bella reazione, perché anche lì siamo stati davanti e quindi devo dire che sono contento perché il quarto non era facile. Capitano Serena Moneta, un'altra sconfitta, cos'è che non è andato? I reparti erano un po' scollegati, insomma qualcosa non è andato bene. Si arriverà a una maggiore sinergia tra di voi e magari alla vittoria? Ma sicuramente secondo me questa partita è già stata differente rispetto alla scorsa. Forse ci è mancato un pochino ancora l'intesa con i centrali, però c'è da dire che loro hanno un potenziale dalla opposta, cioè è forte, è innegabile questa cosa. L'abbiamo patita un pochino, però secondo me non abbiamo giocato, perché comunque ci abbiamo creduto fino alla fine e poi abbiamo fatto quell'errore di troppo che ci è costata la partita. Viene qui a vincere, avete vinto, una partita sofferta. Sì, una partita sofferta, ma sapevamo il valore della squadra avversaria, sapevamo che dovevamo lottare e soprattutto che non dovevamo abbassare l'intensità della gara. Purtroppo il terzo set l'abbiamo fatto in un momento particolare e l'abbiamo pagato. Per fortuna le ragazze sono state molto capaci e sono rientrate in partita subito, e questo era quello che dovevamo fare. Gli obiettivi della Sigel? Una partita dopo l'altra. Non abbiamo un obiettivo a lunga scadenza, è una squadra molto giovane, sta crescendo, soprattutto nei suoi elementi più importanti, e quindi giochiamo una partita alla volta e poi vediamo quello che succede. Grazie.